è conviviale. La casa di mare è conviviale. Io voglio che le persone a casa mia stiano bene. Pomeriggio, dopo l'ospite, dopo un paio di giorni come il pesce puzza, e dico, state ragazzi a vostro agio, questa è una casa libera, una casa di Green Fog, tante canottiere fuori, tanti ombrelloni colorati, variopinti, rainbow, da qua non si esce, metti a proprio agio, no? Vai, squilla al telefono, educazione, te ne vai di là a parlare, perché, voglio dire, sto presidente che parla, torni. L'amore vince, eh? Secondo te sto male? Ma a me mi prende sul serio la gente. Sì, questo non so se devo andare su YouPorn o su YouThouse. Che fanno? Mi richiudono il canale qua. Devo aprire l'account. Secondo te sto male porn vintage light edition. Solo peace and love, peace and love. Solo peace and love. L'amore vince. Ma fondamentalmente, secondo te stiamo male? L'amicizia è importante. L'ospite è fondamentale, fa star bene, se stiamo bene noi e tutti quelli intorno a noi stiamo bene tutti. Voi come state? Vic, vai! La camera però è chiusa, le chiavi, l'importante è avere sempre le chiavi in controllo. Io la lavate, io porno, secondo me sto male.